responsabilità e la creazione di un fondo a sostegno di chi ha perso tutto. Dalla sua il presidente Casini ha annunciato la richiesta dell'elenco completo dei debitori dei due istituti di credito veneti. Ci sono 300.000 ipoteche a rischio di esecuzione. Tenete presente che è un'apocalisse che può esplodere e coinvolgere tutta Italia e tutta Europa. È solo una delle conseguenze dei fallimenti delle banche venete raccontate oggi dai rappresentanti dei risparmiatori alla Commissione parlamentare riunita a Roma. Pomeriggio di audizioni con il presidente Ferdinando Casini, che ha confermato la richiesta ai liquidatori di mandare l'elenco dei principali debitori inadempienti con indicazioni di nomi e importi. Imperativa da parte dei rappresentanti dei piccoli azionisti la richiesta ai parlamentari. La politica ora deve agire a livello parlamentare, deve capire e deve essere certificato che è stata una colossale truffa di massa. Primo passo per tentare di salvare tanti piccoli risparmiatori di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il compito della politica ora è individuare, capire quello che è successo, primo perché non succeda più, secondo queste vittime vanno risarcite. Associazioni che hanno chiesto di far luce anche sul comportamento delle due banche che dovevano salvare le Venete, ovvero Unicredit e Banca Intesa, con quest'ultima che poi ha chiuso l'affare ad €1 senza